L'analisi del voto sull'operato dell'azienda sanitaria e dei servizi sociosanitari ha messo in chiaro l'esistenza di due anime all'interno della stessa ULSS. Da una parte tutto il territorio bassanese unito e compatto che ha espresso un voto nettamente peggiorativo rispetto all'anno scorso, certificando l'esistenza di problemi e criticità nell'ULSS 7. Dall'altra parte l'Alto Vicentino e l'Altopiano che con i loro voti alti raccontano una realtà che sembra diametralmente opposta. Abbiamo discusso soprattutto perché c'erano sensibilità diverse in relazione a territori diversi che vivono evidentemente problematiche e valutazioni che nascono proprio dal modo di affrontarle. Sicuramente ci sono delle difficoltà e ripeto, questa è una votazione che riguarda tutto l'ambito sociosanitario. Ci sono sicuramente alcuni servizi e alcune criticità che non funzionano e penso ad esempio a tutto il tema dell'integrazione scolastica sulla quale si è molto discusso e sulla quale si è cercato di trovare una mediazione. Però è anche vero che ci sono tanti altri servizi che funzionano sul territorio. Dire che tutto va bene nel distretto 2 diventa però un assioma difficile da accettare quando, ad esempio, proprio in quella zona succedono cose come questa, denunciata apertamente dal direttore responsabile di Alto Vicentino Online, Rosa Natalia Bandiera, in una lettera aperta proprio alla neopresidente Marigo. L'ULSS 7 nega i dati sulle liste d'attesa, oltraggiando la libertà di stampa. Ho chiesto all'ufficio stampa di poter avere i dati delle liste d'attesa di alcuni reparti e la spesa che l'azienda sanitaria sostiene per promuoversi sui media locali. Domande sacrosante, dato che si tratta di cosa pubblica. Ma nell'Alto Vicentino non è possibile farlo. Perché? Ho fatto richieste telefoniche, ho inviato PEC ai dirigenti. La risposta è stata il silenzio di chi si prende il diritto di oltraggiare la libertà di stampa. E ancora peggio si legge nella stessa lettera. Forse quei dati da me richiesti sono la punizione perché mi sono unita a un gruppo di genitori, di disabili, per raccontare l'ansia per il nuovo bando che riguarda gli operatori scolastici a scuola. Nell'Alto Vicentino non puoi fare nemmeno questo perché l'ULSS 7 ti fa recapitare un esposto all'ordine dei giornalisti. Nell'Alto Vicentino si sono dunque invertiti i ruoli e chi paga le tasse viene messo a tacere, mentre chi dovrebbe dare conto del proprio impegno pubblico fa l'arrogante. Domandarsi se sia stato opportuno dare voti altissimi all'ULSS 7 nel distretto 2 resta dunque un interrogativo inevaso e alla luce di tutto questo legittimo.